7 marzo 1947, ore 12. 7 marzo 2012. Sono passati 75 anni da quel giorno e questa è la lapide che ricorda quei fatti. La lapide del 7 marzo 1947, qua 75 anni fa 50.000 siciliani furono fatti segno a colpi di fucile dai reali carabinieri che al grido di Avanti Savoia uccisero 3 operai e nessuno mai fu condannato per questa strage, anzi gli operai vennero condannati per resistenza al pubblico ufficiale. La lapide non è mai stata inaugurata da nessun politico, è stata costruita e ora è abbandonata in mezzo alle sterpaglie, in mezzo alle erbe che crescono in modo... Forse è l'ultima volta che facciamo una commemorazione su questa lapide, perché c'è un progetto del comune per unificare quest'isola pedonale, vogliono fare passare i tir proprio da questa parte, no, non glielo permetteremo, perché questa è una delle poche lapidi che sono rimaste in tutta la città dopo il terremoto. Ecco, vedete, è nascosta da tutti i lati dalle Qui abbiamo i rappresentanti dei sindacati che però hanno fatto la loro bella apparizione. Il problema è che si dovrebbero anche fare un po' di esame di coscienza di questa situazione, l'hanno creata anche loro. Questa città è abbandonata, distrutta, siamo ormai sull'orlo del tracollo economico. Il comune si salva solo perché gli arrivano i soldi da Roma o da Palermo, non ci sono i soldi neanche per pagare gli impiegati del comune, gli stipendi dei vigili urbani, e questa è la classe dirigente che ci ha portato a questa situazione. Questa connivenza fra il Partito Comunista e tutti gli altri partiti ha distrutto questa città di Messina, che è stata capitale della Sicilia e dell'impero di Federico II. Proprio qui di fronte a noi, dove ci sono le traghetto, c'è il Palazzo Reale, c'è una città che è stata per secoli regina dei mari, del mar Mediterraneo. Da qua uscivano flotte costruite qui nell'Arsenale, quando ancora Venezia e Genova non esistevano. Questa grande città, capitale del Mediterraneo, è stata ridotta a un angolo della provincia imperialista italiana, e questo è uno dei passaggi con cui sono riusciti a ridurre questo popolo alla schiavitù. Questa è una delle stragi, una prima strage della Repubblica Italiana, a pochi mesi dalle votazioni, a un mese preciso dalle votazioni, dalle prime votazioni del Parlamento siciliano, e a neanche un mese dal Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio del 1947, i carabinieri, ancora al grido di Avanti Savoia, sparavano sui siciliani in questa piazza. 50.000 persone e 100.000 i funerali dei 3 operai che furono uccisi dai carabinieri e salvati da Scelba, facendo derubricare la pena e il reato, e nessuno fu condannato, fu tutta colpa degli operai, di quei 50.000 che protestavano per l'aumento dei generi di prima necessità. Una cosa molto simile a quella che sta succedendo oggi in Sicilia con i forconi. Siamo nella stessa situazione di 70 anni fa. La gente protesta e la risposta è solo con la polizia e con i manganelli.